Bentornati in questo nuovissimo appuntamento. Ovviamente abbiamo assistito alla fase di maltempo che già tra le giornate lunedì ha insistito su gran parte d'Italia, ma soprattutto al centro, sul versante tirrenico e su tutto quanto il nord, in modo particolare sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, che sono caduti anche nel Pordenonese oltre 150 mm. Pensate, e poi allo sviluppo ovviamente di temporali grandinigeni localmente, e abbiamo assistito comunque a questa discesa di una massa d'aria molto fredda dalla Scandinavia che comunque non riuscirà a interferire sul nostro comparto, quindi come vedete avremo l'azione di questi nuclei instabili, quello sulla Francia meridionale, che continuerà almeno fino alla giornata di mercoledì per portare precipitazioni. Il caldo africano sarà ancora insistente al sud, specie sulla Sicilia e lungo le coste ioniche, con punte ancora di 29 gradi almeno fino alla giornata di martedì, e poi da mercoledì saranno in calo, ma comunque guardate, situazione prevista e confermata nel corso almeno fino al 12 di maggio. Continueremo a essere subiti da queste correnti umide atlantiche e quindi a nuove perturbazioni e conseguente fase di maltempo che proseguirà al nord, con vi accenno solo che è confermata una piccola pausa tra sabato e domenica per quanto riguarda gran parte delle regioni italiane. Comunque qualche temporale pomeridiano potrà svilupparsi, vi accenno solo sulle zone montane e pedemontane, ma per il resto prevarrà un po' più tempo stabile per una depressione che si andrà poi a collocare momentaneamente sulla Francia. Poi la settimana prossima sarà invece ancora molto instabile, con nuove fasi di maltempo, almeno questa è la tendenza. Poi ovviamente andremo a sviluppare nel corso dei prossimi aggiornamenti. Come vedete, la giornata di martedì sarà caratterizzata da temporali sparsi che saranno più attivi nel corso della nottata, poi nel corso della giornata, nel corso del pomeriggio evoleranno soprattutto sulla Toscana, sul Lazio, queste le aree più colpite, e ovviamente sull'Appennino centrale. Come vedete poi la situazione del caldo africano comunque porterà una fase di tempo più stabile solamente sulle zone della Sicilia, mentre gli accumuli, come vedete, precipitativi, le aree più interessate nella giornata di martedì saranno queste, localmente anche sulla Calabria e anche sulla Sicilia, quella settentrionale, potremo avere dei temporali pomeridiani. Anche sull'isola della Sardegna, specie il comparto centrale. Poi come vedete mercoledì arriverà la fase più instabile, con forte maltempo in arrivo da sud-ovest, spingeranno forti venti e porteranno quindi all'arrivo di una fase molto più instabile, una perturbazione più strutturata, e quindi anche qui avremo delle temperature di nuovo calo. Pensate che saremo tra i 15 e i 19 gradi nei valori massimi. Per quanto riguarda le regioni settentrionali saranno invece tra i 21 e i 23 gradi sulle regioni centrali, mentre al sud potremo ancora toccare dei picchi anche oltre i 24 gradi. Vi segnalo ovviamente queste le temperature, poi ovviamente il caldo sarà meno intenso. Mentre per quanto riguarda ovviamente di accumuli di precipitazioni, come vedete sarà più colpito il Piemonte, specie quello centro-occidentale, mentre per quanto riguarda il resto delle regioni queste saranno le aree più colpite. Giornata di giovedì che vede invece, come vedete, una nuova dinamicità, ancora perturbazioni. Comunque nel corso della nottata agirà soprattutto al nord-est con dei temporali associati, ma andrà poi allontanandosi verso i settori dell'Europa orientale, quindi Balcani, quindi qui avremo una fase più dinamica con maltempo, mentre si svilupperà una nuova depressione, pensate, sul Nord Africa e sulla Spagna. Qui avremo l'azione di temporali. Per quanto riguarda la giornata di venerdì vi segnalo che oltre a non avere più una fase così dinamica, avremo comunque il ritorno di temporali e rovesci sparsi che dalle zone montane potranno interessare anche quelle pedemontane e le alte pianure entro la serata. Quindi assisteremo tra giovedì e venerdì a più schiarite, quindi a maggior rasserenamenti su gran parte dell'Italia, ma vi ricordo però che venerdì questo passaggio dovuto a una depressione che era sulla Spagna andrà poi avvicinandosi verso il Nord Africa, in parte andrà interessando la Sardegna e lungo le coste del Belio Basso Tirreno, coinvolgendo in parte anche la Sicilia, specie quella settentrionale, e poi il resto del sud Italia potrebbe risentire di questa fase instabile che aumenta di probabilità, quindi potremo avere nuovamente questa dinamicità, non solo quindi per locali rovesci sulle zone del nord-ovest, parlo ovviamente sui rilievi, sulle pedemontane, ma anche quindi al sud Italia. Questa è la fase meteo confermata da tutti quanti i centri modelistici, ne riparleremo nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate a seguirci.